Ancora un infortunio sul lavoro, questa volta è accaduto all'interno dello stabile dell'industria dolciaria Rigoni di Foza, dove un addetto alle manutenzioni impegnato nella fabbrica si è ferito alla testa. Ancora da capire l'esatta dinamica dell'incidente e i primi a prestare soccorso sono stati alcuni dipendenti che hanno dato l'allarme. Sul posto l'ambulanza che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Bassano in codice giallo. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non è in pericolo di vita. Gli accertamenti del caso sono stati affidati ai tecnici dello Spisal. Un dato, quello legato agli infortuni sul lavoro, sempre più preoccupante se si pensa che nei primi 4 mesi dell'anno si sono registrate 23.350 denunce di infortunio sul lavoro in Veneto rispetto ai 23.136 del 2024. Un dato, quello legato agli infortuni sul lavoro, sempre più preoccupante se si pensa che nei primi 4 mesi dell'anno si sono registrate 23.350 denunce di infortunio sul lavoro in Veneto rispetto ai 23.136 del 2024 e la provincia di Vicenza si posiziona al terzo posto dopo Padova e Verona.